Edizione di Venezia dei nostri notiziari, ben trovati, vediamo subito i titoli delle principali notizie di quest'oggi. A Mestre il congresso provinciale del PDL, sfida tra Mario Dalla Tor e Michele Basso per la guida del partito. Vertici e militanti concordi sulla necessità delle primarie e la Lega dicono deve rimanere un alleato. Ed anche la base del partito reclama un maggiore potere decisionale attraverso le primarie. Alle 11 i militanti del Popolo della Libertà avevano già affollato i seggi per il voto. Vediamo. Prima di tutto le primarie. Gli iscritti al PDL sono arrivati a Mestre da ogni angolo della provincia per reclamare il loro ruolo nella scelta dei candidati. Soprattutto sono d'accordo col dire che bisogna fare delle primarie in modo da scegliere in una maniera corretta, insomma, non sempre piovuto dall'alto. Insomma, la base vuole poter scegliere i candidati. Certo, è una condizione fondamentale per la libertà. Primarie sì, ma da sole non bastano, si deve anche avere la voglia di cambiare. Tutto quanto ruota intorno alla nostra volontà di cambiamento. Rivitalizzare il partito è necessario anche per far avvicinare i giovani alla politica. Dobbiamo dare un segnale di vita, di rinnovamento, ma un segnale vero anche di coinvolgere le persone più giovani che io ho un figlio che ha 22 anni ma di partito, di politica non interessa niente, quindi dobbiamo cercare di avvicinare le persone alla vita politica. Sulla vicenda delle tessere false scoperte in diverse città del Veneto ci si augura grande fermezza. L'importante è che comunque emergano forse che paghino anche le persone, le figure che fanno questo tipo di porcate da qualunque ambito politico avvengano. Il consigliere regionale Moreno Teso polemizza sia sulla scelta della sede del congresso che sul fatto che il voto sia iniziato a discussione appena iniziata. Non è possibile che si discutano delle mozioni congressuali e ci siano 100 persone in sala e non ci sia interesse, perché è sulle idee che ci si confronta. Ospite importante del congresso l'ex ministro Brunetta è convinto dell'importanza dell'alleanza con la Lega. Io credo che andrà riprodotto e rinsaldato alla luce del cambiamento costituzionale, della legge elettorale, delle primarie, il rapporto con la Lega.